Partite di altissimo livello quelle di Siena Albini, dove nella giornata odierna si affrontavano Pietracuta e Football Cavaronco, due squadre che praticano un ottimo calcio, sfida molto equilibrata nonostante gli ospiti rimangano con l'uomo in meno causa l'espulsione ingenua di Melandri, reo di aver commesso il fallo da rigore che sblocca il match, ma le proteste piuttosto animate numero 6 sono costate l'uscita dal campo anzitempo. Sulla panchina ospite c'è dell'ex Rimini Simone Muccioli, che aveva già debuttato domenica prima tra le mura amiche contro il Nuova Fetia. Fregnani deve rinunciare a quasi tutti gli under, ai box Gessaroli, Guerra, Proverbio e Contadini. La gara è diretta da Rigoni di Ravenna. La prima azione si registra al minuto 3 quando Stucchi raccoglie il pallone indirizzandolo nell'angolino. Forte in tuffo copre il primo grande intervento del match, ma non sarà l'unico eccezionale dell'estremo di casa. All'ottavo dall'angolo Gazzani, con la complicità di Stucchi, a impensierire la difesa di casa, provvidenziare il salvataggio dinanzi al linea di porta a quella di Francesco Fabri. A 26esimo un errato retropassaggio all'indietro raccolto ingenuamente da Caroli provoca la punizione calciata da Antonelli. Provvidenziale questa volta la respinta sulla linea di porta a quella di Marzocchi. Minuto 34 il match entra nel vivo, Garavini allarga per Gazzani, conclusione non irresistibile dell'attaccante Conforti che è pronto alla presa. Sul capovolgimento di fronte Pietracuta passa, da rimessa laterale Francesco Fabri si incura l'avversaria venendo stoppato, sfera che diviene preda di Fratti che al momento della battuta viene spintonato secondo giudizio arbitrale da Melandri. Il difensore in maglia numero 6 viene ammonito, successivamente espulso per proteste animate. Football Cava che rimane in 10 uomini, il replay prova a chiarire meglio la situazione. Fatto sta che dagli 11 metri Caroli indovina la traiettoria, ma Fratti colpisce con il morso di un vero cobra, rigore angolato e prova a pararlo, sembra dire l'attaccante rossoblu, sempre più determinante in questa stagione per il Pietracuta. Dalla panchina viene espulso anche il vice di Muccioli per proteste, con le emozioni del primo tempo che terminano qui. Nella ripresa il Pietracuta parte forte, il tiro a giro di Michelucci chiama al tuffo Caroli, l'estremo ospite ha la sfortuna di incappare nel tappin vincente di Filippo Fabri, 2-0 per il rossoblu e partita sulla carta che sembrerebbe chiudersi. Invece stranamente forte dell'uomo in più, la squadra di Fregnani si rilassa, esce dal campo permettendo al Cava di crederci. Minuto 17 Lupatelli sale in cielo per un colpo di testa che fa gridare a gol, eccezionale Forti nella risposta, poi Antonelli provvede a spazzare via il pallone, passano 60 secondi dalla distanza, l'estremo di casa alza bandiera bianca, da rinvio di Caroli il pallone viene recuperato dal Ronco, appoggio per Stucchi, conclusione angolata e giochi riaperti. Altri 60 secondi da brividi per i Pietracuta, l'ingresso di Saccaluga fa male ai rossoblù, tra versione di quest'ultimo incredibile cosa si divoli dinanzi a Forti parlanti. Pareggio solo rimandato di 4 minuti, Saccaluga sempre lui protagonista, cross al centro, Martoni svirgola suggerendo a Lupatelli da 2 passi il pallone che quest'ultimo non sbaglia. 2-2 per la gioia del Football Cavaronco, pareggio possiamo dire assolutamente meritato. Pietracuta che ci prova dall'angolo battuto da Antonelli, piattone al volo di Federico Fabri, pallone fuori. Altra questione di giri, quelli giusti, da una punizione guadagnata a centrocampo Antonelli mette sulla testa di Pierini neoentrato il pallone che il giovanissimo rossoblu spedisce sulla testa di Capitan Fratti che in corsa deposita di testa in fondo alla rete il pallone dei 3 punti. Gioia grande, festa rossoblu, 3 punti dannatamente faticosi da conquistare, ma ora è cosa fatta, pollice alzato anche per la rete rossoblu nonché capitano. L'ultima azione degna di nota viene in pieno recupero, ma la punizione di Saccaluga viene sventata in corner da Forti. Ora sì, il Pietracuta può finalmente gridare alla vittoria festeggiando col pubblico amico.